A tutti buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 16 ottobre, si comincia con i puledri di 2 anni, c'è un ritiro, quello del Boss dei Greppi, restano 7, 1 Intrepido Col, 2 Ines Mamì, 3 Isolde Gad, 4 Ida Spritz, 5 Indaco, in seconda linea 7 Ilaria dei Greppi, 8 Indaco Dipa. Favori in chiusura per Ida Spritz, molto vicino alle valutazioni anche Ines Mamì, poi Indaco. Macchina che accelera, l'errore di Indaco, ha sbagliato anche Ines Mamì e così è Intrepido Col che si avvantaggia con Numero Ida 2 Spritz Ines che si Mamì, accoda subito in seconda squalificato. posizione. Cavalli che hanno completato i 200 metri iniziali in 15,9. Intrepido Col conduce, Ida Spritz però sposta presto, dopo 300 metri di gara va a rilevare al comando Intrepido Col e quindi è nuova leader la favorita. Tanto si è ripreso e si è ricongiunto anche Indaco che segue in coda all'esterno. Intanto prende vantaggio la favorita Ida Spritz che ha ora 2 lunghezze abbondanti di margine nei confronti di Intrepido Col, gli altri con Isolde Gad che precede il resto dei concorrenti. Completamento dei primi 600 in 47,5 e comunque guida agevolmente Ida Spritz davanti alle tribune, all'esterno cerca di farsi luce Indaco Dipa, gli 800 se ne vanno in 1,2,8, c'è stato un 15,3 davanti alle tribune, chiudono il gruppo Ilaria dei Greppi e Indaco. All'esterno invece Indaco Dipa raggiunge Intrepido Colle, punta dritto, sulla battistrada Ida Spritz dopo un chilometro di 1,18,3. Indaco Dipa deciso nella sua offensiva, più indietro Intrepido Col, cavalli a 400 dalla conclusione con leader sempre Ida Spritz, Indaco Dipa comunque che ci prova ancora, rimane al sediolo, ma allunga decisamente ora la favorita e deve mettersi sotto Indaco Dipa. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Ida Spritz in vantaggio, Indaco Dipa che prova in open stretch, Ida Spritz fa però buona guardia e nel finale viene a concludere facile, secondo posto per Indaco Dipa. Per il terzo è Indaco che nonostante la rottura conquista la terza piazza nei confronti probabilmente di Isolde Gad. 1,17,5 con 31,3 a chiudere. La vittoria per la favorita Ida Spritz che vince davvero in maniera molto facile. Andrea Farolfi in sediolo per conto di Andrea Sarzetto e della scuderia Villa Falconera. Andiamo a rivedere 4, 8 e 5. Vediamo se a distanza ovviamente perché ancora ecco il numero 5 di Indaco nonostante un errore iniziale conquista la terza piazza.